Al via il nuovo anno sociale 2018-2019 del Lions Club Agrigento Chiaramonte, presieduto da Giuseppe Freni. Una cerimonia che si è svolta alla presenza del vicegovernatore distrettuale Angelo Collura, che ha lanciato anche la nuova raccolta straordinaria di fondi, del giornalista sociologo nonché docente universitario Francesco Pira, nominato recentemente responsabile della rivista Lions Sicilia, dei soci del club, del direttore della Caritas Valerio Landri, che per l'occasione ha illustrato le tante iniziative che la Caritas di Agrigento svolge quotidianamente nei vari campi del sociale. Ha ricordato come 9 anni fa il vescovo di Agrigento Don Franco gli affidò tale incarico. Ha elencato anche i settori in cui operano, dalla gestione della mensa sia mattutina che serale, il centro di accoglienza sito in via Barone, la cura verso chi è disoccupato, in particolare i ragazzi, ma anche le mamme che non hanno come sostenersi, la dispersione scolastica, l'accoglienza verso i migranti, in particolare quello del corridoio umanitario che arrivano dall'Etiopia. Landi si è anche mostrato critico verso l'attuale politica svolta dal neo ministro dell'Interno, impegnato nel respingimento dei migranti. All'inizio delle cerimonie anche l'ammissione di una nuova socia al club, la dottoressa Giusia Arnao. Quindi la relazione dettagliata del lavoro svolto dal presidente Giuseppe Freni, degli obiettivi che si intenderanno raggiungere nel nuovo anno sociale, sempre proteso a un maggior radicamento dei principi e dei valori del Lions Club nel nostro territorio. Obiettivi della nuova presidenza, ma anche consuntivi raggiunti nella scorsa. Ma il consuntivo raggiunto è ancora forse presto dirlo, però abbiamo già organizzato e portato a compimento 3 importantissimi service, il service sulla lotta alla fame, abbiamo ospitato 450 ragazzi del campo Trinaghi, 450 ragazzi provenienti da tutte le parti del mondo con cui abbiamo condiviso esperienze e sono stati ospiti del nostro club per un'intera giornata, vedendo anche il nostro patrimonio culturale. Sono rimasti estasiati ed il prossimo anno probabilmente torneranno in Sicilia per ripetere questa meravigliosa esperienza. L'incontro con Valerio Landri l'ho fortemente voluto e devo ringraziare sinceramente Valerio Landri perché aveva già un precedente impegno. L'evento credo più importante sia l'impegno preso da Sua Eccellenza il Cardinale, che ci riceverà il giorno 12 e dal quale dovremo ovviamente partecipare a quelle che saranno le nostre attività ed essere parte attiva ovviamente della solidarietà sul territorio.